non c'entro assolutamente niente a cosa facete qua. Le parole di Carlo Maria Maggi nell'aprile 2012, quando la Corte d'Assise d'Appello di Brescia lo aveva assolto a sorpresa assieme agli altri coimputati. Oggi, dopo che la Cassazione aveva annullato quel verdetto e disposto un nuovo processo d'appello concluso nel 2014 con la condanna all'ergastolo, arriva la parola fine a una lunghissima storia. Perché la stessa Corte di Cassazione ha confermato il carcere a vita per il medico veneziano in pensione Carlo Maria Maggi e il padovano Maurizio Tramonte. Una vicenda processuale ma anche umana e storica che si trascina da oltre 40 anni, quella per la strage neofascista di Piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. 8 i morti e 102 le persone rimaste ferite. Il verdetto, giunto poco prima della mezzanotte di ieri, condivide le ragioni dell'accusa. Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Alfredo Viola, aveva concluso la requisitoria chiedendo la conferma del carcere a vita per Maggi, leader dell'organizzazione neofascista Ordine Nuovo, ritenuto l'organizzatore dell'attentato eversivo, e per Tramonte, l'ex fonte dei servizi segreti che avrebbe collaborato alla strage. Maggi e Tramonte erano stati condannati dopo un procedimento dall'andamento complesso, come ha ricordato nella relazione il consigliere della Cassazione Alessandro Centonze. Un processo arduo ma non impossibile da decidere, al quale siamo determinati a porre la parola fine, gli ha fatto eco il procuratore generale Viola. Poi il riferimento alle reticenze e ai depistaggi troppi che hanno percorso le indagini sulla strage, come se la coltre di fumo sollevata dall'esplosione della bomba la mattina del 28 maggio di 43 anni fa non si fosse dispersa, ma si fosse invece propagata sull'Italia intera. Non rilasciamo dichiarazioni, è un momento delicato. Questo il commento che trapela oggi dall'abitazione di Maggi per l'80enne che vive all'Isola della Giudecca.